Se durante la pandemia l'industria del gioco d'azzardo era diminuita, con le riaperture è tornata a pieno regime, svelando un nuovo scenario epidemiologico. Il gioco online è più che raddoppiato in 5 anni ed è diffuso prevalentemente fra i giovani under 35 di genere maschile. È quanto è emerso dallo studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con ESPAD nel convegno nazionale sul disturbo da gioco d'azzardo tenuto presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. Oggi addirittura si stima una raccolta per gioco online di 70 miliardi, sono gli ultimi dati stimati dal Sole 24 Ore rispetto a questo fenomeno. Nel 2022 si è stimato un aumento del 18% del gioco d'azzardo rispetto al 2021. Veneto e Abruzzo sono le regioni dove abbiamo rilevato un maggior numero di macchinette da gioco pro capite. Parlo di New Slot Machine o di VLT che pro capite sono veramente molto diffuse. I giocatori con profilo di rischio per il disturbo da gioco d'azzardo sono prevalentemente di genere maschile, con un rapporto di 4-1 rispetto alle donne. Molte volte 15-16enne, magari non è molto soddisfatto del rapporto con i propri compagni, con i pari, però è in una buona condizione familiare e non necessariamente brutta nei confronti della scuola, quindi va anche bene a scuola. Ha esperienze di altri comportamenti a rischio come bere molto o fare uso di sostanze illegali. Giovanissimi e con una percezione del gioco completamente errata. Il 40% dei ragazzi ci dice che si può diventare ricchi giocando, ma addirittura molti pensano che conti la bravura nel giocare a gratta e vinci piuttosto che nel giocare alle macchinette da gioco elettronico. Per evitare sorprese, i genitori devono monitorare maggiormente i loro figli. Conoscere con chi sono i ragazzi, con chi passano le serate e conoscere dove spendono il denaro